Amiche e amici di Castelfranco Veneto, siamo alla seconda puntata di Amici per Castelfranco, l'importante rassegna che abbiamo voluto rilanciare per aprire il nostro teatro accademico. Innanzitutto devo ringraziarvi perché avete partecipato numerosissimi alla prima puntata di Albergo Mesirca e questo va a significare che la cultura è importante anche in questo periodo di crisi. Questa sera avremo un grande narratore e scrittore, Marco Ballestracci, il quale vi riproporrà delle storie di sport, storie di musica. Ma questa sera sono anche insieme a una presenza importante, il nostro sindaco Stefano Marcon, che vuole darvi un saluto e una parola di speranza. Non mi resta che augurarvi una buona visione e darvi appuntamento al 13 maggio con la grande arte e con il critico Marco Mondi e Giancarlo Busatto. Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Accademico. Sì, perché noi vi sentiamo qui, vi vediamo qui, ancorché voi non ci siate, ed è una soddisfazione riuscire ad entrare nelle vostre case portando il nostro teatro tra di voi. Per me è un momento in cui magari può sembrare difficile cercare di essere positivi, ma questa novità secondo me lascerà il segno e sarà un sistema per entrare nelle case dei castellani e non solo, da poter usare anche post-emergenza. Quindi con la cultura che non si ferma, neanche a Castelfranco Veneto, io colgo l'occasione per salutare tutti voi, invitarvi a resistere ancora un po' e farvi a trovare pronti nel momento in cui potremo cogliere appieno le nostre libertà nel rispetto, pur avendo come principio cardine comunque la tutela della salute di tutti noi. Buona serata. Allora, non si è mai visto una pièce teatrale che comincia con una spiegazione, ma questo non è proprio teatro, è una specie di teatro e diciamo così, stand-up comedy. Questo che facciamo questa sera è una cosa che il mio agente in Romagna, io ho un agente in Romagna che mi trova gli spettacoli in Romagna, tiene a precisare Romagna e non Emilia, mi dice ogni volta che mi trovo uno spettacolo da quelle parti, quindi distante da Castelfranco Veneto, mi dice Marco, devi fare questo, cioè quello che io andrò a fare tra poco. Ma siccome quello che mi dice di fare è una storia tipicamente castellana, io prima di fare gli spettacoli mi dico ma perché devo fare questo di fronte a un pubblico che sta a 300 km da casa mia, che non conosce nulla di Castelfranco? Perché devo fare questa cosa? Ma lui insiste, devi fare questa cosa. Ma io non sono sicuro, ogni volta io non sono sicuro. Ma siccome sul palco ci vado io, alla fine faccio sempre quello che voglio io. E non faccio mai la cosa che vi farò fra poco. L'ultima volta che gli ho combinato questo scherzetto, in provincia di Bologna, a Molinella, alla fine dello spettacolo, si è incazzato così tanto che mi ha detto Marco, o mi fai quello che ti dico io, o io non ti faccio più fare spettacoli. E quindi lo spettacolo successivo ho dovuto fare quello che mi ha chiesto lui, che è appunto quello che vi faccio ora. E che cos'è quello che vi faccio ora? Perché non voglio farlo? Perché secondo me è una cosa che capiamo solamente noi castellani. È un po' come in piccolo, come i pisani e i livornesi, oppure a Siena quello che succede tra due contrade rivali, ma molto più in piccolo, perché è una cosa tipicamente castellana, ma proprio tipicamente castellana. Devo dire la verità, non solo tipicamente castellana, perché il mio chitarrista, Luca Violetto, viene da Cittadella, ma anche i cittadellesi hanno questo tipo di problema che abbiamo noi. Ed è un problema che sentiamo molto, e questo problema si chiama tombolo. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descrivervi
non saprei quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel viso triste come una salita, quel naso allegro da italiano in gita, coi francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vacci al cinema, vacci tu. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi trovi qui. Le donne a volte sono scontrose, oppure han voglia di far la pipì, e tramonta questo giorno in arancione e si riempie di ricordi che non sai. È bello star qui sullo stradone, impolverato, se vuoi andare vai. Vai che io aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso allegro da italiano in gita, coi francesi che si incazzano, che le balle ancora li girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vacci al cinema, vacci tu. Zazzarazza, 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 zazzarazza. Che cos'è tombolo? Per quelli che ci vedono da distante è un discorso molto particolare. La provincia di Padova e Treviso proprio sono attigue. Cittadella è in provincia di Padova, Castelfranco in provincia di Treviso. In mezzo, ma non sono molti chilometri, saranno 15 chilometri più o meno, no? Anche meno. Ma lì c'è tutto un mondo. E per noi di Castelfranco Veneto esiste in questo luogo, che sembra un luogo più filosofico che il resto, esiste questa cosa, mai non segnata sulle carte stradali, perché voi non troverete mai un cartello che indica tombolo, ma tutti noi sappiamo che esiste. Cos'ha di particolare questo tombolo? Ha una particolarità molto precisa. Del dopoguerra fino agli anni 70, ma anche oltre gli anni 70, se voi prendevate i 10 comuni più ricchi d'Italia, tra i 10 comuni più ricchi d'Italia per quanto riguarda il reddito pro capite, compariva sempre Tombolo. E uno dice, ma Tombolo? Sio mai stati a Tombolo? Tombolo non c'è niente. È un paese tranquillo. Ristoranti, la casa, ma è un paese assolutamente tranquillo che non ha nessuna spiegazione legata al fatto che debba essere tra i 10 comuni più ricchi d'Italia. Ma il problema sorgeva a Castelfranco Veneto, ma forse anche a Cittadella, perché in realtà da Castelfranco la gente andava via, la gente emigrava, cioè non c'era lavoro e necessariamente la gente doveva andare via. Mia madre, per esempio, è partita il 27 agosto del 1956 per andare a lavorare in Svizzera, a Neuchâtel. Quindi da Castelfranco si partiva, si andava via. Si racconta, questo mi è stato raccontato, che proprio di fronte al Duomo di Castelfranco c'era un edificio, più o meno quello che corrisponde in questo momento al comune, in cui all'interno ci doveva essere una cosa tipo il consolato canadese. La gente usciva dalla funzione domenicale, dalla messa principale alla domenica, oppure negli altri giorni, andava al consolato canadese, mettevano un timbro, paf! E poi, grazie a questo timbro, la gente poteva partire per il Canada. Quindi immaginatevi i castellani, in buona parte, come si dice, falcidiati dall'emigrazione, che a distanza di 10 chilometri hanno Tombolo. Tombolo in cui ci sono le persone tra le persone più ricche d'Italia. Ma non si capisce la ragione della ricchezza a Tombolo. Qual è la ragione della ricchezza? Il bestiame. Ma se tu vai a Tombolo, il bestiame non c'è. E quindi come fanno i tombolani a essere così ricchi? Perché sono ricchi di fatto.
Sono famosissimi i tombolani. E proprio noi non riusciamo a capire la ragione di questa ricchezza. E quando non si capisce una cosa, di solito ci si incazza. E quindi i castellani si incazzano con i tombolani. I castellani sono proprio incazzati con i tombolani. Infatti noi quando diciamo a uno tombolan, non gli stiamo facendo un complimento, gli stiamo dicendo qualcos'altro. Non è una cosa gravissima, ma come si dice, un atteggiamento mentale. Quindi questo grande odio dei castellani e dei tombolani. E però voi immaginatevi, per esempio, nel 1960, nel corso delle Olimpiadi di Roma del 1960, le grandi Olimpiadi di Roma del 1960, in cui si ascoltavano per radio, immaginatevi dei castellani che una domenica di settembre sono davanti alla loro radio per ascoltare la diretta radiofonica della finale del tandem, che sentono questa cosa qua. Ecco la finale del tandem delle Olimpiadi di 1960 a Roma, i Giochi Olimpici di Roma, i Giochi della Grande Speranza. Finale del tandem. I due tandem sono il tandem della Germania federale, della Repubblica Democratica Tedesca, perché in quel momento Germania federale e Democratica Tedesca starono insieme per l'occasione, e il tandem italiano. Tandem italiano formato da, immaginatevi un castellano che sta ascoltando in quel momento la radio, che sente tandem italiano formato da Sergio Pianchetto da Torre, provincia di Padova, e Giuseppe Beghetto da Tombolo. Immaginatevi i castellani quando sentono questa cosa, dicono: oh, i tombolani maledetti, i pieni di skei e i ganca, un finalista alle Olimpiadi del 1960. Non solo finalista, perché in 2 prove il tandem di Bianchetto e Beghetto diventa campione olimpico. Immaginatevi i castellani, dicono: questi hanno già tutti i soldi che vogliono e noi non abbiamo niente, e hanno anche il campione olimpico del tandem. Immaginatevi l'incazzatura dei castellani. E Beghetto poi diventa professionista. Beghetto vince per 3 volte il campionato del mondo della velocità professionisti. Lo vince nel 1965, 1966, nel 67 arriva secondo dietro Sercou, e nel 1968 vince per la 3ª volta il campionato del mondo della velocità. Giuseppe Beghetto, ripeto, da Tombolo. Ogni volta però che Beghetto vinceva il campionato del mondo, il parroco di Tombolo, ogni volta che dalla diretta radiofonica si veniva a sapere che Beghetto aveva vinto il campionato del mondo, faceva suonare le campane di Tombolo. E quando le campane suonavano a un orario improbabile significava che Beghetto aveva vinto. E i tombolani erano tutti contenti, felici, si abbracciavano e facevano una cosa che i castellani non possono dimenticare. I tombolani festeggiavano, dopodiché salivano sulle loro automobili, che a Castelfranco venivano chiamate Mercede. Noi avevamo il motorino, la bicicletta, ma le Mercede non sapevamo neanche cosa fossero, e i tombolani partivano da Tombolo. E dove andavano? Non potevano andare a Cittadella, perché Cittadella come castello è fatto in modo diverso rispetto a Castelfranco, perché Cittadella è praticamente dentro alle mura, cioè buona parte del tessuto urbano è dentro alle mura, quindi i tombolani non potevano fare troppo casino dentro Cittadella. C'è solamente una città che permette loro di fare praticamente gli Champs-Élysées, ed è Castelfranco. Quindi i tombolani, ogni volta che Beghetto vinceva, partivano da Tombolo e arrivavano a Castelfranco. Arrivavano tutti in fila con le Mercedes e con le moto di grossa cilindrata. D'estate, perché il campionato del mondo avveniva sempre d'estate, quindi c'erano i castellani in piazza a fare gli affari loro, molto modesti, e improvvisamente irrompevano in piazza Castelfranco Veneto, lungo le mura, i tombolani, con le Mercedes che faceva beh, beh, beh. L'ultima volta è successo nel 1968. E i castellani, quando che vedeva i tombolani passare, diceva: eccoli là, i maledetti tombolani, eccoli là.
Poi però Beghetto non ha più vinto il campionato del mondo di ciclismo, ma dal 1968 tutti i castellani che hanno vissuto per 3 anni questa umiliazione dei tombollani che giravano intorno alle mura con le Mercedes, se la sono tenuta dentro insieme, non all'odio, perché non è odio, il risentimento, quel lieve rancore, chiamiamolo rododendro, nei confronti dei tombollani. E se lo sono tenuti dentro fino a un giorno preciso, un giorno particolare, settembre 2008, un rancore tenuto dentro 40 anni. A fine settembre 2008, a Varese, Alessandro Ballan diventa campione del mondo di ciclismo. La ricorderete tutti quanti sicuramente, la fucilata di Alessandro Ballan, una fucilata incredibile per noi castellani. Vedere un proprio concittadino che va a vincere il campionato del mondo di ciclismo dei professionisti, cioè il campionato del mondo di ciclismo dei professionisti, una cosa importantissima. Alessandro Ballan, quella domenica di fine settembre, vince il campionato del mondo. E subito, nella località da dove vengono, se voi sentite il cognome Ballan, sapete che viene da un punto molto preciso da Castelfranco. È il Borgo Padova e un posto altrettanto preciso che si chiama San Giorgio. Tutti i Ballan hanno un enclave che si trova lì a San Giorgio. Si chiamano tutti Ballan o Marcon, a scelta. Non ci sono altri cognomi. Hanno la loro enclave a San Giorgio. E immaginate nell'enclave dei Ballan a Castelfranco Veneto cosa succede. Tutti quanti i castellani sanno che lì esiste un famoso vivaio, un grande vivaio che si chiama, guarda caso, Ballan, e là appena Alessandro Ballan vince il campionato del mondo di ciclismo, per motu proprio come dicono i latini, si sviluppa una grande festa. A San Giorgio tutti quanti portano qualcosa. Chi porta il salame, chi porta il formaggio, chi porta 3 damigiane di vino che vengono issati su quelli che noi chiamiamo i trabatei. Vengono messi lì sopra e tutti gli appassionati di ciclismo si fiondano nel vivaio dei Ballan a fare questa gigantesca festa. La festa dura ore. Le damigiane vengono cambiate. Immaginate la situazione di queste persone alla fine di questa grande festa, con formaggio, salumi e tantissimo vino. La festa dura tantissimo e a un certo punto, inutile nascondercelo, più di qualcuno è ubriaco marcio. Ma ubriaco marcio. Però alcuni di questi, che sono lì alla festa, sono quelli che avevano subito 40 anni prima l'onta dei tombolani all'assalto di Castelfranco Veneto. E quindi da uno disteso per terra, completamente ubriaco, a un certo punto della festa si alza un grido. Sembra una scena dantesca. Questo alza la testa e dice: "A Tomboio! A Tomboio!" I 40 anni di risentimento trattenuto finalmente esplodono e quindi 7 persone si alzano da terra praticamente in stato confusionale e vanno verso le loro macchine per andare a Tombolo e restituire ai tombolani quello che hanno fatto fino a 40 anni prima. Immaginatevi la scena. Persone che ondeggiano, perché non gli puoi più, ondeggiano e vanno verso le proprie automobili. Immaginatevi quello che sta per succedere. Riescono a entrare in 2 automobili, in 7, 4 in una e 3 in un'altra. Prima di andare a Tombolo però fanno una cosa incredibile. Fuori delle serre c'è una gigantografia di Alessandro Ballan. Prendono la gigantografia e la portano via con loro. Salgono nelle macchine, la gigantografia non gli riesce a metterla dentro la macchina, quindi c'è uno, ubriaco marcio, che la tiene fuori dalla macchina. Quindi parte questa carovana di 2 macchine
di castellani che vanno a Tombolo. Per arrivare da Castelfranco a Tombolo ci mettono 1 ora e mezza circa per arrivare, ma alla fine arrivano. Arrivano a Tombolo che è già, non dico notte, ma tra sera e notte. Come dicevo prima, chiunque passi per Tombolo a qualsiasi ora del giorno trova poca gente, ma alla sera a Tombolo non c'è proprio nessuno. Tutto chiuso, la gente che dorme se fa gli affari suoi e improvvisamente, nella quiete, oserei dire, spagnola andalusa di Tombolo, irrompono le 2 macchine di Castellani, che entrano a Tombolo da via del municipio suonando all'impazzata. Sempre memori di questi 40 anni di sofferenze trattenute all'interno. Si lanciano, immaginate i tombolani che sono tranquilli nella loro casa a farsi gli affari loro. Che cazzo succede? Cioè, Beghetto non corre più, non è successo qualcosa. E quindi finalmente si alzano e vanno a vedere cosa succede. Aprono i balconi e vedono passare queste 2 automobili che oscillano nella strada. Guardano queste automobili che suonano e non capiscono che cosa sta succedendo. Ma la seconda automobile, dalla parte del balcone, ha la gigantografia di Alessandro Ballan. E improvvisamente i tombolani capiscono cosa succede. E dicono una frase caratteristica. Guarda là, i soliti macachi dei castellani. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, 1 litro vale 1 chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità, sulla Topolino Amaranto, si va che è un incanto, nel 46, se le lasci un po' la briglia, diventa una priglia, rivali non ha. E stringe i denti la bionda, si sente una fionda, ride con la fifa che c'è lei, sulla Topolino Amaranto, si va che è un incanto, nel 46. Bionda non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che apri la cappotta e coi tuoi occhioni guardi in su. Guarda questo cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Ta tararara, ta tararara. Sulla Topolino Amaranto si va che è un incanto nel 46. Se le lasci un po' la briglia diventa una priglia, rivale non ha. E stringe i denti la bionda, si sente una fionda, ride con la fifa che c'è lei, sulla Topolino Amaranto, si va che è un incanto, nel 46. Molti dicono che il più grande successo sportivo della storia di Castelfranco sia appunto la vittoria di Alessandro Ballan ai mondiali di ciclismo a Varese nel settembre del 2008. Anch'io ho creduto questo, anche perché a me capitava spesso, quando facevo un altro lavoro, di andare al lavoro e di incontrare Alessandro Ballan che faceva allenamento sulla strada in cui io mi recavo al lavoro, che era una strada insomma in mezzo alla campagna, e quindi Alessandro Ballan faceva lì allenamento e faceva un certo effetto, devo dire la verità, vedere qualcuno, tra l'altro Alessandro Ballan ha vinto su bicicletta Villiers, giusto? Corretto. Vedere Alessandro Ballan che andava avanti e indietro per allenarsi con la maglia iridata. E tu che sei castellano dici, il campione del mondo di ciclismo è castellano e non da Cittadella, è castellano. E questo ti faceva sentire veramente molto bene. Quindi anch'io pensavo che questa fosse la più grande gloria sportiva di Castelfranco. Poi, un giorno, una persona, dopo uno spettacolo, mi ha chiamato da una parte e mi ha raccontato questa storia, che io mi accingo a raccontarvi a mia volta e che testimonia come ci sia stato un evento
ancora più importante nella storia sportiva di Castelfranco e soprattutto nella storia sportiva per quanto riguarda il ciclismo di Castelfranco. Per parlare di questa storia bisogna tornare molto tempo indietro, al 1948. 1948 anno molto particolare. Nel 1948 ci sono le famose elezioni tra il Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana. Insomma, un anno molto impegnativo. E nel 1948 lo sport più importante che c'è in Italia non c'è niente da fare. Lo sport assolutamente più importante che c'è in Italia è il ciclismo. Non c'è un altro sport che superi la fama del ciclismo. Il calcio è sì importante, ma non ha niente a che vedere con il ciclismo. Anche perché nel 1948 i nomi sono quelli che comandano la situazione, quella di Gino Bartali e Fausto Coppi, quindi due leggende enormi dello sport e del ciclismo, quindi noi ce ne vantiamo anche. Quindi immaginate che razza di importanza che abbia il ciclismo in quegli anni. C'è comunque un problema. Le biciclette sono sicuramente il mezzo di trasporto più importante. Non si discute. Tutto è basato sulla bicicletta. In altri spettacoli spiego questa cosa attraverso il film Ladri di biciclette. Il film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica spiega molto bene quanto sia importante la bicicletta in una vita di una persona in quegli anni. La bicicletta è fondamentale. Però c'è una domanda chiaramente commerciale. Come si fa, quando si va a acquistare una bicicletta, che è il mezzo di trasporto più importante, a scegliere una bicicletta? Di che marca la scegli? Perché devi scegliere, che ne so, una Bianchi o una Legnano? Come fai a decidere che bicicletta scegliere? Qual è la discriminante che porta un potenziale cliente a scegliere una bicicletta? Non c'è la pubblicità come c'è adesso, quindi non ci sono questi video, queste immagini che parlano in modo fantasmagorico delle biciclette. C'è solo un metodo per scegliere una bicicletta o un'altra. E questo metodo è la vittoria nei grandi giri. Chiaro che se una certa marca nel 1946 il Giro d'Italia viene vinto da Bartali su Legnano e nel 1947 viene vinto da Coppi su Bianchi, è chiaro che un potenziale acquirente quando va a comprare una bicicletta dice, quando il commesso chiede che marca vuole, dice Legnano perché Bartali ha vinto nel 46 o Bianchi perché Coppi ha vinto nel 47. Quindi per una bicicletta è importantissimo vincere un grande giro, per esempio il Giro d'Italia, per le vendite. E quello che succede nel 1948 è assolutamente particolare. Nel 1948, a 3 tappe dalla fine, l'ultima tappa di montagna, in testa al Giro d'Italia c'è un corridore toscano che si chiama Ezio Cecchi, chiamato generalmente lo Scopino di Monsummano, perché lui faceva appunto lo spazzacamino, che corre per una casa ciclistica emiliana che si chiama Cimatti. Secondo in classifica, distanziato di 2 minuti, c'è un altro corridore che si chiama Fiorenzo Magni. Fiorenzo Magni che è appena rientrato a correre dopo la squalifica del 46 e del 47 per aver appartenuto in precedenza alle Brigate Nere nella Repubblica Sociale. Lui rientra nel 1948 e a 3 tappe dalla fine del Giro d'Italia è secondo in classifica, a 2 minuti. E lui corre su Viglier Triestina. Di dove sia questa casa ciclistica, Viglier Triestina? Appena sentite il nome voi dite Viglier Triestina sarà di Trieste, anche perché il corridore più importante, almeno fino a quel momento, era un corridore di Trieste che si chiamava Giordano Couture. Ma la Viglier Triestina in realtà non è di Trieste. Il nome Triestina viene aggiunto al nome Viglier perché il reale proprietario della fabbrica è un irridentista. La famosa questione di Trieste è ancora molto viva nel 1948, ancora irrisolta nel 1948, vuole aggiungere in segno di irredentismo questo soprannome alla propria fabbrica di biciclette, Triestina, per testimoniare quanto per lui sia importante Trieste. E alcuni sostengono che Viglier significa in realtà viva l'Italia
libera e redenta. Ma non sappiamo quale sia la realtà. Pare che Villiers in realtà sia un marchio inglese acquistato dalla famiglia Dalmolin, i veri proprietari della Villiers Triestina, e i Dalmolin non sono di Trieste, in realtà sono di Bassano del Grappa. Quindi la Villiers Triestina è relativamente vicina, è di Bassano del Grappa. Dopodiché la Villiers Triestina si trasferisce a Rossano Veneto. E il direttore tecnico della Villiers Triestina, guarda caso, è un signore che si chiama Giovanni Zandonà, che è, i castellani resteranno un po' stupiti, sindaco di Loria. Quindi il commissario tecnico, il direttore, l'allenatore della Villiers Triestina è di Loria. E quindi la cosa più importante per quelli della Villiers Triestina, che sono secondi in classifica con Magni in quel Giro d'Italia, è fare in modo assolutamente che Fiorenzo Magni vinca il Giro d'Italia. Ma la tappa che stanno per disputare, che è l'ultima tappa impegnativa di quel Giro d'Italia del 48, è la Cortina-Trento. Si disputa il 4 giugno del 1948. Cortina-Trento, 160 km con in mezzo Falzarego e Pordoi. E Fiorenzo Magni è sì un buon corridore, un ottimo corridore, un buono scalatore, ma non è uno scalatore specialista come può essere Fausto Coppi o come può essere la maglia rosa Ezio Cecchi, che è uno scalatore. E quindi il direttore tecnico della Villiers Triestina, Giovanni Zandonà, ripeto, sindaco di Loria, e Mario Dalmolin, proprietario della Villiers Triestina, stanno in questa camera d'albergo a Cortina e girano intorno alla sala cercando una soluzione a questo problema. Come se che fasemo a far vincere Magni, come se che Magni può vincere il Giro d'Italia, perché vincere il Giro d'Italia significa vendere una quantità immensa di biciclette, quindi non possono farsi sfuggire questa occasione, non possono assolutamente, quindi girano intorno a questa stanza, ormai fa i busi intorno alla stanza a forza di girare per farsi venire un'idea. Ma a un certo punto Giovanni Zandonà si ferma e dice a Mario Dalmolin: "Go l'idea". E a questo punto Giovanni Zandonà scende la mattina presto a Cortina, si reca al comando dei carabinieri di Cortina e dal comando dei carabinieri di Cortina, visto che lui fa parte del Giro d'Italia, fa chiamare immediatamente la caserma di Castelfranco Veneto. E quando rispondono dall'altra parte la caserma di Castelfranco Veneto, dice: "Qui il Giro d'Italia, trovatemi subito Oca Bonin". Oca Bonin, per chi non lo sapesse, è un noto massaggiatore di Castelfranco Veneto. Massaggiatore della squadra di calcio di Castelfranco Veneto, il Giorgione, ma massaggiatore anche di molti atleti che venivano a Castelfranco o passavano a Castelfranco, venivano talvolta apposta per farsi massaggiare da Oca Bonin. Oca Bonin, Giovanni Zandonà lo sa, è uno che conosce tutto. Anche Giovanni Zandonà conosce tutto l'ambiente ciclistico attorno a Castelfranco e quindi, insomma, Cortina non è poi tanto distante da Castelfranco e quindi Zandonà ha indovinato il piano e quindi fa cercare Oca Bonin dai carabinieri di Castelfranco Veneto e i carabinieri di Castelfranco Veneto partono e vanno in cerca di Oca Bonin. Oca Bonin si faceva tutti gli affari suoi e viene prelevato dai carabinieri di Castelfranco, portato immediatamente in caserma. Immaginatevi la sensazione di Oca Bonin in quel momento: cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa... Aspetta qua! Dopo un'ora richiama un'altra volta il comando di Cortina d'Ampezzo. Dall'altra parte c'è ancora una volta Giovanni Zandonà che dice ai carabinieri: "Avete trovato Oca Bonin?" "Sì, l'abbiamo trovato". Ora, il problema è che chi è in realtà Oca Bonin?
Qual è il vero nome di Oca Bonin? Perché tutti quanti lo conosciamo a Castelfranco come Oca Bonin, ma nessuno di noi sa il suo vero nome. Qual è il suo nome di battesimo? Nessuno lo conosce, tutti lo chiamano Oca. E la domanda successiva è: ma perché lo chiamano Oca? La risposta in generale è questa. Non sapevamo perché lo chiama Oca, ma sapevamo che se davi un sacchetto di pan vecchio, di dochi, se lo mangiava tutto. Quindi probabilmente questa era la ragione del soprannome di Oca Bonin. Quando Oca Bonin arriva dai carabinieri, lo portano immediatamente al telefono, all'arrivo della telefonata di Giovanni Zandonà. Oca Bonin, di fronte ai carabinieri, prende in mano il telefono e dall'altra parte la voce di Giovanni Zandonà dice: Oca! È stato fatto. Sì, so Giovanni Zandonà, te sai dove che so? E Oca Bonin, che è appassionato di ciclismo, dice: certo, te sia il Giro d'Italia a Cortina. Ecco, so a Cortina, te sai cosa che sei un co? Sì, che sei a tappa col falzare col pordoi. Oca! Trovami subito do cami de brassiboni. Per chi non lo sapesse, cami è il plurale di camion, cioè trovami 2 camion di braccia buone. Oca Bonin capisce subito cosa intende Giovanni Zandonà. Oca Bonin si precipita fuori dalla caserma dei carabinieri e si reca immediatamente negli uffici dell'Unione Cooperativa di Castelfranco Veneto, fondata nel 1946, in cui all'interno ci sono i migliori muratori di Castelfranco. Gli uomini più grossi che ci sono a Castelfranco lavorano all'Unione Cooperativa di Pieretto Bresoin. Oca Bonin va da Pieretto Bresoin e dice: ascoltami qua, domani mattina c'è la tappa del Giro d'Italia, da Cortina a Trento. Domani mattina alle 4 io faccio vedere qua 2 camion col tellone. Voglio che tu domani mattina mi fai trovare 50 persone, le 50 persone più robuste che ci sono a Castelfranco Veneto. Pago, Oca Bonin dice chiaramente, pago tutto quello che c'è da pagare. A trasferta, gli operai e robe da mangiare. Pago tutto lì, ma domani mattina alle 4 voglio 50 persone qua, davanti alla statua di Giorgione. E alla mattina del 4 giugno 1948, 50 uomini, tra i più nerboruti di Castelfranco Veneto, sono lì, davanti alla statua del Giorgione. Arrivano 2 corriere di cecconi, qualcuno lo ricorderà, cecconi che fanno entrare all'interno questi 50 uomini nerboruti di Castelfranco. E queste corriere prendono la via di Arabba, dove comincia il Pordoi. E mentre gli operai, i muratori, gli uomini nerboruti di Castelfranco vanno verso Arabba, all'interno passano delle fotografie. E sono tutte fotografie che ha fatto pervenire a Castelfranco Mario Dalmolin. Nelle fotografie ci sono le immagini di tutti i corridori della Villiers Triestina. Giulio Bresci, Giordano Cottur, tutti quanti i corridori della Villiers Triestina, Alfredo Martini, ma soprattutto Fiorenzo Magni. E all'interno di ogni corriera c'è qualcuno che dice: Vardei ben sti corridori, perché quando chi passa, vardei ben voi altri dovi spingerli. La corriera arriva ad Arabba e appena i muratori di Castelfranco Veneto smontano dalla corriera c'è un servizio navetta di motociclette che le porta sul Pordoi, l'ultimo passo di quella tappa, e gli dispone a distanza ragionata l'uno dall'altro, nei tratti più duri della salita, con l'impegno che ogni qualvolta passi un corridore della Villiers è necessario spingerlo. In particolare però Fiorenzo Magni. Ebbene, la tappa quel giorno si svolge così. Ezio Cecchi, maglia rosa, è stanchissimo
di aver condotto il Giro d'Italia affonda su questa ultima salita molto impegnativa, tutti la conoscono, del Pordoi. Ma i corridori della Via del Triestina vengono spinti su dai muratori di Castelfranco, giunti lì apposta per fare questo servizio. In particolare Fiorenzo Magni. Quelli che hanno visto la tappa dicono che Fiorenzo Magni arriva sopra il Pordoi senza neanche una goccia di sudore in fronte. Praticamente viene spinto su per tutta la salita, generando un casino inqualificabile nell'organizzazione del Giro, che poi lo penalizzerà. Gli darà 2 minuti di penalizzazione a causa delle spinte. Ma grazie a quelle spinte Fiorenzo Magni arriverà molto prima di Ezio Cecchi della maglia rosa e nonostante gli diano 2 minuti di penalizzazione per spinte, vince per 11 secondi il Giro d'Italia 1948. Ora, questa storia vi sembrerà strana raccontata così, ma un giorno ho avuto il piacere di incontrare Alfredo Martini, il commissario tecnico nazionale italiana, e essendo incerto su questa storia ho chiesto ad Alfredo Martini, ma Alfredo, che correva per la Via Triestina quel giorno, ho detto, ma Alfredo, questa storia che si racconta da noi è proprio vera? Alfredo Martini, uomo di gran classe e di tutto un pezzo, si mise a ridere e disse, non posso mica dire che l'è del tutto falsa. Quindi, in realtà, la più grande impresa che fecero i castellani nel mondo sportivo e nel mondo del ciclismo non è la vittoria di Alessandro Ballan, ma sono le spinte sul Pordoi a Fiorenzo Magni. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero in oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile, a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Prima di fare l'ultima strofa, però, visto che siamo qua, in teatro accademico, insolitamente vuoto, ma comunque che cerchiamo in qualche modo di riempire, voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha consentito di fare questa cosa per i castellani che sono costretti a rimanere nelle loro case. Ma potrebbero, guardando qua e là, cercare un po' di Africa in giardino. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per te. Mi accorgo di non avere più risorse senza
di te. E allora io quasi quasi prendo un treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Anche stasera, amici, è stata una grande serata. Marco Balestracci ci ha emozionato con le sue storie di sport e di ciclismo. Io vi invito a seguire la seconda puntata di Alberto Mesirca e anche la seconda puntata di Marco Balestracci, che sarà dedicata alla musica e al blues. Noi ci rivedremo il 13 maggio per un saluto e per l'avvio delle serate dedicate all'arte con Marco Mondi.